nuovi agenti allievi giunti a Scaglioni nelle ultime settimane a causa dell'emergenza sanitaria sono stati presentati ufficialmente dal questore Mascio Pinto. La mascherina è il nodo del contendere con il governo nelle linee guida da applicare a scuola, ma si dovrebbe arrivare presto alla soluzione. Ne ha parlato oggi il presidente Zaia, poi gli auguri ai maturandi. Tra i pilastri su cui si basa il piano di rilancio nel settore dell'agroalimentare e della pesca duramente colpiti dall'emergenza coronavirus sono stati illustrati dall'assessore regionale Panna. All'aeroporto Marco Polo si inizia a vedere una ripresa graduale dei voli, ma si registra un calo del 95% dei passeggeri in transito rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, il nostro reportage. Condannata a 30 anni di carcere la bocciatrice che ogni volta evitava il carcere perché in dolce attesa. L'assessore regionale Marcato ha postato un video in cui esprime con orgoglio la sua grande soddisfazione. Nuova protesta dei lavoratori dello spettacolo questa mattina davanti a Palazzo Grandi Stazioni. Viviamo costantemente nella precarietà, dicono. È l'equivalente del caffè sospeso napoletano. La borsa sospesa a Mestre a 2 settimane dal suo avvio sta prendendo piede l'iniziativa solidale ai piedi dell'attore dell'orologio in piazza Ferretto. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In apertura vi diamo conto dei dati aggiornati a questa sera per quanto riguarda l'emergenza coronavirus con i positivi e i ricoverati. Complessivamente sono 19.225 le persone risultate positive al Covid all'inizio dell'emergenza, con 4 casi in più rispetto al bollettino di questa mattina. 721 gli attualmente positivi, 16.517 i negativizzati, 796 soggetti in isolamento. Sono 1.987 invece le persone che hanno perso la vita, di queste 1.418 in ospedale, di cui 5 in più rispetto a stamane, e di queste un decesso si registra all'ospedale di Mestre e 1 all'ospedale di Dolo. Per quanto riguarda invece i ricoverati sono 258 complessivamente, ma di questi solo 36 quelli ancora positivi, nessun cambiamento rispetto a stamane, come resta invariato anche il numero delle terapie intensive, 12 con un caso in più rispetto a, un caso ancora positivo, una persona che si è nuovamente positivizzata dopo essere risultata negativa. Ebbene, intanto c'è la cronaca con la questura di Venezia che risulta rinforzata grazie all'arrivo di 30 nuovi agenti di polizia. Oggi la presentazione al questore Maurizio Mascio Pinto e alla stampa. Aula, tratte! Signor Questore, l'aula a sua disposizione. Grazie, di riposo. Riposo. Seduti. Buongiorno. Arrivati in questura a Venezia 39 agenti allievi, giunti a Scaglione nelle ultime settimane a causa dell'emergenza sanitaria, sono stati presentati ufficialmente al questore dalla sede di Marghera della questura. L'arrivo di questi giovani è un segnale di ripresa, è un segnale di cambiamento, di innovazione, quindi di cose di cui ha bisogno la città, ma anche una risposta di sicurezza al territorio che già sta avvenendo. Diramati inoltre i primi risultati della nuova sperimentazione di controllo del territorio, dove a fronte del raddoppio degli accertamenti rispetto all'anno scorso si è avuta una diminuzione dei delitti, 559 negli ultimi 45 giorni rispetto agli 878 di 12 mesi fa. È un cambiamento che abbiamo realizzato in grande sinergia tra tutte le forze dell'ordine di Venezia, con la supervisione del signor prefetto. È un cambiamento che soprattutto tiene conto dei mutamenti sociali che in questi 17 anni sono intervenuti sulla città. Particolare l'attenzione delle forze di polizia anche lungo le località turistiche e del litorale. Jesolo, Chioggia, posti dove naturalmente ci saranno quest'anno particolare intensità di presenze, considerando che il turismo quest'anno sarà un turismo all'italiana. Intanto oggi consueto punto stampa del governatore Zaia, che ha spiegato aver pronte ormai le linee guida per il nuovo anno scolastico, ma ha anche precisato la mascherina è il nodo del contendere con il governo, ma si dovrebbe arrivare presto alla soluzione. Io non voglio inquietare nessuno, però ho l'obbligo di dire come stanno le cose.
Oggi noi, me lo faceva notare anche l'assessore Bottacin, nel modello matematico notiamo che dall'apertura dei bar e ristoranti, quindi siamo 18 maggio, se vi ricordate, da quello che noi consideriamo la data, la deadline e quindi la fine del blocco vero del lockdown, vediamo che c'è sempre la curva in calo rispetto al numero di positivi, però una curva che ha meno pendenza, cioè vuol dire che stanno calando, ma con una progressione inferiore a quello che la curva aveva prima. I fattori sono molti, non è che è riconducibile solo all'apertura totale. Dati alla mano, il presidente Zaia ha voluto sottolineare l'andamento dei contagi senza creare allarmismo, ma appellandosi ancora al senso di responsabilità. Ancora nessuna novità invece per quanto riguarda la scuola. Siamo ancora fermi, vi posso dare la mia parola d'onore che ce l'ho sopra la scrivania, c'è ancora un altro aggiustamento perché a Roma non va mai ben niente, però alla fine ne veniamo fuori, io conto di darvi qualche novità nelle prossime ore. Sono linee guida affrontabili, sono linee guida che semplificano molto la vita dei bimbi, degli studenti e ovviamente di tutti gli operatori, a iniziare dai docenti, però c'è ancora qualche discussione su qualche aspetto, diciamo che al 90% sono sostanzialmente accettate e condivise a livello nazionale, adesso vedremo di capire se riusciamo a trovare una soluzione unica sulla quale si possa ragionare. Tra i punti cruciali la mascherina. Io resto dell'idea che la mascherina debba essere utilizzata per i bimbi negli spostamenti, ma non è che uno può stare 5 ore a scuola con mascherina su, cioè mi pare, si intossica, respira CO2, non ha un ricambio giusto di ossigeno, quindi lo scambio tra sangue arterioso e sangue venoso non c'è, si ossigena di meno, poi uno sviene, un altro va in ipossia, un altro straparla, insomma penso che non funzioni così, no? La scuola non deve essere una coercizione. Infine Zaia si è rivolto ai ragazzi che da domani affronteranno l'esame di maturità. Io veramente auguro a tutti che sicuramente superino gli esami, prendano bei voti, ma che comunque resti un bel ricordo, perché è un ricordo che si coltiverà e ci accompagnerà loro. È accompagnato noi e ci sta accompagnando per tutta la vita. Intanto nulla di fatto ieri nel tavolo nazionale con i ministeri interessanti per quanto riguarda il corso di laurea in medicina a Treviso. Ci vedremo in tribunale, spiega il governatore Zaia, che poi promette il corso decollerà come da programma. Dopo lunga approfondita discussione ci vedremo in tribunale. Non mi sembra di capire che ci siano soluzioni. Fumata nera al tavolo tecnico sul corso di laurea in medicina e chirurgia a Treviso. Presenti il ministro dell'economia Gualtieri, dei rapporti con le regioni Boccia e della salute Speranza. L'obiettivo, quello di trovare un punto d'incontro tra le parti dopo che il governo aveva impugnato davanti alla Corte Costituzionale la legge regionale. Oggi è l'ultimo giorno, immagino impugneranno, del resto una riunione fatta il giorno prima penso che sia foriera di poco o nulla. Impugneranno, andremo davanti a un tribunale. Vedremo cosa ci dirà la Corte Costituzionale. È lo stesso Presidente a spiegare cosa il governo contesti alla Regione. Ci contestano la programmazione e l'altra contestazione che ci fanno è che abbiamo utilizzato a garanzia 6 milioni di euro prelevati dal Fondo Sanitario Regionale, che è un fondo di 9 miliardi e 600 milioni di euro. Non è che andiamo a finanziare gli ingegneri, stiamo finanziando i medici. Il corso a Treviso decollerà come da progetto, promette il governatore. È sostanzialmente l'andare a consacrare e a consolidare un percorso che era già iniziato. A Treviso sono già i primi 2 anni, se non ricordo male, di corso di studi, del corso di laurea in medicina e chirurgia. Abbiamo 8 reparti clinicizzati, vuol dire che sono 8 reparti retti da primari che sono docenti universitari e quindi al loro interno ci sono gli specializzandi. A questo si aggiunge la nascita del nuovo ospedale di Treviso con 1000 posti letto, di cui 600 ad alta specializzazione. Alla luce di questi aspetti Zaia lancia un messaggio agli studenti. Al mondo degli studenti che vogliono iscriversi a Treviso, sono 60 matricole, dico iscrivetevi, perché noi non indietreggiamo di 1 millimetro. In conferenza stampa insieme al Presidente Zaia anche l'assessore regionale Pan, che ha presentato il piano di rilancio per pesca e agricoltura.
3. I pilastri su cui si basa il piano di rilancio nel settore dell'agroalimentare e della pesca, duramente colpiti durante il lockdown. Sono stati illustrati dall'assessore regionale PAN durante il punto stampa del presidente Zaia. Si tratta di un fondo di garanzia che metterà in corso 20 milioni di euro, fondi di rotazione per 14 milioni e mezzo e 131 milioni a fondo perduto. Io penso che comunque i contributi a fondo perduto in questo momento, che significa dare liquidità diretta alle imprese, siano quelli più importanti, perché anche nelle discussioni col Ministero noi abbiamo fatto emergere che comunque le nostre aziende non hanno bisogno di indebitarsi ancora rispetto ai finanziamenti messi dal governo, ma hanno bisogno di liquidità. Un'attenzione particolare sarà per le 164 attività agricole della zona di Vo, le prime a essere penalizzate. Noi, tra le rimodulazioni dei nostri fondi, che vanno tra fondi di garanzia, fondi di rotazione e fondo perduto, noi investiremo circa 170 milioni sul settore primario e sul settore della pesca, e nei 23 milioni della rimodulazione del piano di sviluppo rurale con il cambiamento del regolamento europeo faremo una misura fino a 7.000 euro, appunto, sia per tutti gli agricoltori della zona rossa, che sono stati chiusi per primi e quindi hanno subito grandi perdite, ma anche per circa 15.000 imprese del nostro Veneto. In che modo si potrà usufruire di questo aiuto? Bisogna intanto essere imprenditore a titolo principale e avere comunque un'iscrizione con un fascicolo aziendale in Avepa, come ben noi sappiamo, e quindi ci sarà una domanda molto semplificata. E tra l'altro abbiamo anche semplificato e velocizzato i pagamenti, ne abbiamo già fatti tanti, e soprattutto i controlli in azienda, e quindi con una misura molto veloce riusciremo a dare risposta di liquidità diretta a tutte le imprese agricole. E ancora una volta il settore cerca di rialzarsi. Noi siamo abituati a resistere perché ce l'abbiamo nel DNA fin dai tempi della Repubblica Veneta e poi delle guerre, quindi questo è un momento di resistenza. Le 65.000 imprese dell'agricoltura non mollano, addirittura con gli ultimi interventi abbiamo portato altre 325 imprese gestite da giovani a ripartire, a partire in questo periodo, quindi assolutamente un messaggio di speranza anche per il futuro. E oggi siamo stati anche all'aeroporto Marco Polo di Venezia, dove si comincia a vedere una ripresa progressiva e graduale dei voli, ma si registra un calo del 95% dei passeggeri in transito rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Vediamo il nostro reportage. Lo scalo Marco Polo di Venezia torna a ripopolarsi tra il classico suono dei trolley e i sorrisi degli abbracci di chi si ritrova dietro la mascherina. Per accedere all'interno le misure di sicurezza restano massime. E questo è il termoscanner a forma di panda che riprende appunto la tua temperatura corporea non appena arrivi qua allo scalo aeroportuale. Temperatura che viene registrata direttamente nel tablet dell'addetto al servizio sanitario. Se superiore ai 37,5 gradi non si accede al terminal, dove al momento è permesso l'ingresso solo a chi è munito di biglietto in partenza. Una volta che siamo all'interno del terminal abbiamo tutto ciò che sono il distanziamento sociale, che partiamo dalle sedie, magari guardiamo un po' i banchi check-in, dove ci sono i bolli per terra e anche il plexiglass. Plexiglass utilizzato per mantenere la distanza sociale all'imbarco dei bagagli tra personale di terra e passeggeri in partenza. Oggi è partito 10 minuti fa il primo volo di Essen Brussels per il Belgio. Di conseguenza, in modo progressivo, i voli cominciano a ripartire. Quali sono le date che aspettiamo adesso? Il 18 di questo mese, dove riprende Volotea con i primi voli verso il sud Italia, per poi arrivare fino a 25 destinazioni entro la fine dell'estate, per cui una forte ripresa. Aspettiamo il 21, quando Ryanair ritornerà a volare, anche lei con 20 destinazioni, e dal 1 luglio ritorna EasyJet, che come sapete fa base al Marco Polo. KLM è partita dal 1 giugno e seguita da Air France e Alitalia, che non ha mai smesso di volare su Venezia, le altre compagnie presenti.
Pensate che a giugno dell'anno scorso i passeggeri in transito qui al Marco Polo di Tessera erano circa 1,5 milioni. In questo giugno ad oggi i passeggeri sono stati poco più di 1.000. Terminal che per prendere nuovamente il volo deve vedere attorno a sé tutto il cordone della catena operativa, vale a dire. Si parla di alberghi, ristoranti, di anche trasporto pubblico, cioè se non abbiamo i taxi o non abbiamo i pullman o non abbiamo il vaporetto è difficile raggiungere la destinazione finale, per cui ogni pezzo della catena deve fare il suo per garantire che l'esperienza sia il più piacevole possibile. E in aeroporto sono diverse le storie che si incrociano. È il bacio che racconta più delle parole e delle ferite di questo lockdown. Tra sorrisi, carezze, lacrime e fiori, in aeroporto si incrociano le storie più diverse, come questa di lei, medico, appena arrivata da Barcellona. E vi siete ritrovati dopo quanto tempo dal lockdown? 3 mesi e mezzo. E oggi sei arrivata questa bella sorpresa. Sì. E com'è la situazione in Spagna adesso? Pian piano sta migliorando un po'. Tra una settimana sarà anche più facile muoversi lì nel paese, quindi stanno migliorando un po' le cose. E poi c'è la storia di questo nonno del Bellunese che dopo mesi può finalmente riabbracciare i suoi amati nipotini con il figlio e la nuora atterrati da San Paolo. Quanti mesi? 4 mesi? Sì. Loro vengono dal Brasile e noi abitiamo nella zona di Alleghe. Come avete vissuto questa separazione? Ma tranquillamente, perché sapevo che tanto prima o poi si poteva viaggiare comunque, e vabbè, il viaggio ci sono stati più controlli. E poi ci sono anche gli italiani, come questa coppia di palermitani che era rimasta bloccata in Italia. A Cordignano, che è in provincia di Vittorio Veneto. Siamo stati benissimo. Per tutti un rientro da poter raccontare. Alla fine siamo tutti qui, è andato tutto a posto. E adesso la cronaca con la storia di una borseggiatrice seriale condannata a 30 anni di carcere. Fantastico, meraviglioso, straordinario. 30 anni di carcere alla ladra Rom che a Venezia, se vi ricordate il caso, aveva reagito violentemente contro l'inviato delle Iene. 30 anni di carcere hanno dato, 30 anni di carcere. Arrestata più di 20 volte per furti, droga e borseggi tra Roma, Milano e Venezia, ma mai portata in carcere perché sempre in gravidanza. Ora la 33enne di origine bosniaca nata nel Casertano che aggredì un giornalista a Venezia dovrà scontare 30 anni. Con grande soddisfazione dell'assessore Marcato che ha immediatamente postato un video sul suo profilo social. Ha commesso reati di tutti i tipi e lei continuava indisturbata qui a Venezia a rompere le balle ai turisti. Ecco, finalmente è arrivata la giustizia. 30 anni di carcere alla ladra Rom per aver rubato per anni. Giornata meravigliosa, bellissima, straordinaria, grazie. Oggi è una giornata di giustizia. La donna è stata sorpresa dai carabinieri di Pomezia mentre passeggiava con uno dei suoi numerosi figli e non ha opposto resistenza. Negli ultimi anni aveva fornito spesso nomi diversi, ma questa volta, rinchiusa nel carcere di Rebibbia, sconterà un cumulo di 12 sentenze per un totale di 30 anni. E adesso la manifestazione questa mattina dei lavoratori dei musei. Oggi noi nei musei non possiamo più scioperare liberamente. La delegazione dei rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo, dei musei civici e del cinema ricevuti e ascoltati dall'assessore regionale Elena Donazzan, dopo che per l'ennesima volta le maestranze in questione hanno portato le loro istanze di disagio economico nuovamente di fronte agli uffici della regione al Palazzo Grandi Stazione a Venezia. Enti che a vario titolo fanno tutti capo a Cafarsetti, Teatro La Fenice in primis. Il perché dell'anomalo presidio spiegato direttamente da uno dei manifestanti. Il circuito cinema, Fenice e musei civici fanno direttamente capo al comune. Abbiamo già mandato richieste di incontro che ancora non hanno avuto risposta. Non nego che le prossime manifestazioni possano essere direttamente sotto il comune. Abbiamo bisogno di una classe di
richieste che torni un'altra volta a portare in questo paese la cultura. Lavoriamo in un settore che di fatto stenta ancora a ripartire. Però non è solo questo il punto, perché il punto critico, e questo da sempre, è anche la dimensione concreta e direi costante di precarietà in cui versa il nostro settore, e questa è una cosa che va denunciata, e va denunciata adesso sicuramente in modo ancora più forte. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata. Bentrovati al meteo. Si avvicina una nuova perturbazione ed ecco che sul nostro territorio il tempo non migliora, sarà ancora una giornata dettata dall'instabilità. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto condizioni di variabilità, mattinata di mercoledì 17 giugno con schiarite alternate ad annuvolamenti e con precipitazioni sui monti. Col passare delle ore fenomeni in locale estensione anche al resto della regione, ma entro la nottata la situazione sarà destinata a migliorare. Temperature minime tra i 13 e i 17 gradi, massime invece tra i 22 e i 27 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui infatti al mattino avremo qualche momento più asciutto, poi rovesci e temporali diffusi, localmente anche forti. Temperature minime fino a 18 gradi, massime oscillanti invece tra i 25 e i 26 gradi all'incirca. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, cielo molto nuvoloso con fenomeni temporaleschi un po' dappertutto, vedete anche di moderata intensità. Temperature minime sui 14-15 gradi, massime invece fino a 25 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.